grazie per essere qui a questo nuovo appuntamento del ciclo Confindustria Udine Incontra, dedicato ancora una volta al tema dell'intelligenza artificiale che ci sta particolarmente a cuore. Oggi è con noi un'altra personalità di livello internazionale, il dottor ingegnere Costantino Caracalios. Buonasera Costantino. Buonasera cara. Managing Director alla IEEE SA, ovvero la più grande e prestigiosa organizzazione tecnico-ingegneristica internazionale dedicata a quello che è il progresso tecnologico al servizio dell'umanità, il cui scopo è quello di promuovere l'innovazione tecnologica e l'eccellenza appunto a vantaggio degli esseri umani. Ringrazio anche la dottoressa Irene Chizzara, European Standardization Initiatives Director, sempre della IEEE. Buonasera Irene. L'intelligenza artificiale sta conducendo una forte trasformazione in ogni settore. Sappiamo bene che entro il 2030 si stimano 13 trilioni di dollari di crescita del PIL mondiale ad opera appunto di questa tecnologia. Guardando in casa nostra, il mercato dell'intelligenza artificiale è cresciuto del 27% nel 2021, raggiungendo quota 380 milioni di euro, un valore raddoppiato in appena 2 anni, di cui il 76% commissionato da imprese italiane, quindi circa 300 milioni, invece il restante come export di progetto. Quindi bene che la curva di crescita sia esponenziale, ma siamo ancora lontani da quello che sarebbe davvero necessario per il nostro Paese. Infatti, secondo un'analisi effettuata dall'Eurostat, all'interno dell'UE solo 2 aziende su 10 usano l'intelligenza artificiale. In Italia il dato scende addirittura al 6%. Quindi è pacifico il fatto che la diffusione dell'intelligenza artificiale è inarrestabile e per tanti versi non prevedibile. Ma come tutte le evoluzioni dirompenti, anche l'intelligenza artificiale è divisiva. C'è chi la considera una grande opportunità e chi invece una minaccia. In ogni caso, tutte le parti in causa concordano sul fatto che vada regolamentata. Come dico sempre, c'è una grande differenza fra il voler automatizzare processi industriali che possono essere sporchi, pericolosi, faticosi, oltre che routinari, a scarso valore aggiunto in ogni caso, dal voler manipolare la mente dell'essere umano, caso specifico nel quale appunto nasce la necessità di normarne il metodo. Starà quindi proprio a chi definisce gli standard che saranno alla base delle normative nazionali ed internazionali tenere presente il diverso contesto di applicazione in modo da non rischiare di bloccare quel progresso tecnologico a vantaggio fra l'altro di quei paesi che di etica proprio non si occupano, proprio non si interessano. Per concludere, l'intelligenza artificiale è una vera e propria commodity al servizio delle imprese e forse proprio per questo talvolta risulta difficile da comprendere, perché non si tratta di un prodotto specificamente adatto a risolvere una singola esigenza, ma di uno strumento personalizzabile potenzialmente in grado di risolverle tutte contemporaneamente. Se questo è il quadro, quindi, il nostro compito è quello di diffondere conoscenza e favorire l'implementazione consapevole delle nuove tecnologie nelle imprese di ogni dimensione e settore che fanno parte del nostro territorio. È un vero piacere e un onore parlare oggi di fronte a questo pubblico. Sono qui per parlare del mondo in cui la tecnologia modella le nostre vite e il nostro destino come umanità. Sebbene sia evidente che il nostro uso degli strumenti e della tecnica abbia plasmato più di ogni altra cosa l'Homo sapiens, quando parliamo di tecnologia e di scienza, molto spesso il nostro istinto iniziale è quello di parlarne come di un'opportunità blue sky,
cielo azzurro, non vincolata da considerazioni etiche e cariche di valore. Sono presumibilmente neutrali e possono evolvere in qualsiasi direzione. In particolare, per gli scienziati, nulla sembra vietato. Ci sono persone come me, tuttavia, che sostengono che la tecnologia non è neutrale, non è apolitica. Spesso è trasformativa e dirompente. Consideriamo per un momento l'invenzione dell'Internet. Rappresenta la base per il buono, il cattivo e il brutto dell'attuale stato dell'umanità. Come l'elettrificazione ha preceduto le reti interconnesse di informatica e informazione, così la tecnoscienza contemporanea sta diventando la via per un progresso tecnologico apparentemente senza limiti. I telefoni che abbiamo in tasca hanno una potenza di 120 milioni superiore a quella dei computer del programma Apollo e hanno accesso praticamente all'intera conoscenza codificata dell'umanità. Come rovescio della medaglia di questa evoluzione trionfale, 2 generazioni di bambini sono state praticamente private del privilegio di avere una infanzia, con conseguenze del tutto sconosciute. Quindi, proprio come le prime fasi dell'elettrificazione, anche questa era tecnologica richiederà più standard, controlli e supervisione di quelli attuali. È sempre più difficile per le comunità tecnoscientifiche che creano gli strumenti e le tecnologie che consentono queste pratiche pervasive continuare a fingere di essere responsabili solo della creazione di sistemi tecnicamente funzionanti, ignorando i problemi contestuali evidenti. In particolare dovremo cercare di stabilire una nuova eredità collettiva, un senso di scopo che trascenda il progresso tecnologico fino a se stesso. A tal fine dobbiamo guidarci anche verso l'inquadramento e la formulazione di domande sugli usi possibili o potenziali di ciò che stiamo creando. Così facendo, possiamo aprire un mondo completamente nuovo di pensiero creativo e di progettazione incentrata sull'uomo. In effetti, le tecnologie digitali hanno la capacità di essere dei formidabili facilitatori, ma la domanda rimane: facilitatori di cosa? Di quale visione? Di quali valori? È evidente che queste domande devono essere poste all'inizio e non alla fine di un processo di disegno, altrimenti continueremo a chiederci che cosa abbiamo fatto. Abbiamo creato un altro mostro. Facendo un passo indietro, la narrazione della trasformazione tecnologica fa sembrare quasi inevitabile la scalata esponenziale. Questo non è dipinto con un pennello distopico, ma da qualcuno che crede veramente nel nostro potenziale. 300 anni fa, l'era dell'illuminismo era la diretta conseguenza del pensiero razionale creato da un nuovo paradigma di progresso tecnico-scientifico. Oggi ci troviamo di fronte al problema esattamente opposto. La maggior parte delle visioni di trasformazione digitale vanta lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia senza una filosofia guida più profonda, preparando così il terreno per un probabile vuoto riduzionismo. Per servire veramente l'umanità e inaugurare una nuova era dell'illuminismo è necessario qualcosa di più. L'illuminazione etica della trasformazione digitale. È necessario, ora più che mai, fare la scelta consapevole, come hai detto Anna, di incorporare esplicitamente i valori sociali prioritari, qualunque cosa scegliamo che siano, nella progettazione e nell'implementazione di questi sistemi. Stiamo costantemente plasmando il nostro futuro
con le decisioni che prendiamo e con ciò che costruiamo e creiamo in questo momento. Mettiamo in moto quell'effetto domino che traccia il nostro percorso evolutivo. L'età dell'innocenza, se mai c'è stata, è definitivamente finita. Le maree stanno cambiando. Continuerò la mia presentazione parlando della trasformazione digitale dell'Italia, del suo impatto sull'industria e sulla produzione e delle sue potenziali considerazioni etiche. Per l'Italia sembra essere arrivato il momento kairotico, il tempo giusto di trasformarsi in un Stato digitalizzato, attuando riforme sia strutturali che settoriali in un sforzo comune per trasformare la società nel suo complesso. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il più grande pacchetto di stimoli mai finanziato in Italia, e il primo attraverso il bilancio europeo, si concentra su due aree problematiche. La mancanza di dati disponibili a causa della limitata digitalizzazione e le competenze digitali per utilizzarli. Lo slancio necessario per compiere un salto e raggiungere una trasformazione digitale così profonda offre un'opportunità unica per porre e rispondere alla domanda in modo creativo: trasformazione verso cosa? Altrimenti una caricatura distopica della Silicon Valley è in attesa all'angolo. La chiamata della strategia italiana per l'IA all'IA etica, un ecosistema di IA che sia incentrata sulle persone, affidabile e sostenibile, dimostra che i politici hanno capito in teoria. Quindi le possibilità di una vera trasformazione sono teoricamente buone. Il mercato digitale è in piena espansione. Non solo rappresenta oltre il 4% del prodotto interno lordo italiano, ma anche il numero di aziende italiane che adottano tecnologie digitali è in aumento, con circa 70% orientate ormai verso la digitalizzazione. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto incentivi fiscali per sostenere le aziende nel loro processo di trasformazione tecnologica e digitale. Per quanto riguarda l'industria, Confindustria sembra essere al passo con gli ultimi sviluppi. La sua presa di posizione sul ruolo di IA è a dir poco perspicace, proponendo un approccio pratico per l'integrazione dei sistemi intelligenti nel processo industriale e l'innovazione, in modo da cambiare in meglio il rapporto tra uomo e macchina, spianando la strada all'intelligenza collaborativa. Inoltre, in seguito all'epidemia di Covid, il settore manifatturiero italiano ha rinnovato il proprio processo produttivo convenzionale e ha promosso la trasformazione digitale e le soluzioni di automazione di fabbrica in tutte le linee di produzione. Ad esempio, diverse case automobilistiche hanno scelto di automatizzare i propri impianti e si è registrata una tendenza a realizzare soluzioni di automatizzazione one stop per ottenere rendimenti ed efficienza migliori. Un'altra pratica è emersa sotto forma di sistemi di controllo industriale negli impianti di produzione automobilistica che consentono alle aziende di monitorare la produttività e la quantità in tempo reale, sfruttando i dati generali dagli impianti connessi. L'analisi dei dati può offrire ulteriori soluzioni in quanto l'industria si avventura nella previsione di vari risultati che vanno dalla qualità del pezzo prodotto in questione al momento in cui si verificherà il prossimo fallimento alla macchina. La fornitura di impianti siderurgici completamente automatizzati è un altro settore in cui l'Italia è il leader mondiale. Altri investimenti effettuati dagli imprenditori includono lo sviluppo e l'applicazione di varie soluzioni digitali, l'Internet delle cose e la cyber security,
In termini di sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'Italia è tra i leader mondiali, con il mercato italiano dell'IA che ha raddoppiato il suo valore in soli 2 anni, come hai detto. Eppure la maggior parte delle piccole e medie imprese non ha la conoscenza della gestione dei dati e le competenze digitali necessarie per capire come sfruttare i dati esistenti. E qui che entra in gioco l'iniziativa Gaia X. L'iniziativa europea mira a promuovere un'economia dei dati attraverso la costruzione di spazi dati, un cloud europeo federato, per così dire. Questo cloud permetterà alle aziende e alle istituzioni pubbliche di condividere dati e servizi digitali in aree prioritarie di sviluppo come la manifattura, l'economia circolare, il settore automobilistico, la sanità, l'agricoltura e il turismo, dove l'Italia ha un vantaggio competitivo. Questa iniziativa sullo spazio dati sarà un fattore chiave per l'adozione dell'IA nel sistema produttivo italiano. L'uso stesso dell'IA consentirà al settore manifatturiero italiano, il secondo in Europa, di salire ancora più in alto e di sfruttare appieno il suo potenziale. Lo scenario finale è che l'Italia diventi un polo di ricerca e innovazione dell'IA a livello mondiale, con le aziende italiane alla guida della ricerca e dell'innovazione basata sull'IA. Come ho già accennato, la strategia italiana per l'IA associa questa grande ambizione alla richiesta di un'IA etica. Cosa significa in termini chiari? Significa che gli sviluppatori hanno la responsabilità di progettare sistemi non solo sicuri e affidabili, ma anche trasparenti, con processi responsabili ed equi nei loro risultati. Come dice il proverbio, res, non verba. Ed è proprio questo l'approccio adottato dall'Italia in materia. L'Italia ha poi continuato ad affermare il suo status di leader attraverso il World Artificial Intelligence Festival, dove sono state presentate le principali innovazioni nel campo dell'IA durante un evento di 3 giorni tenutosi a Cannes lo scorso aprile. Condividiamo un'idea comune. L'intelligenza artificiale non ci concede un modo semplice di uscire dall'etica. La tecnologia contemporanea non cammina, salta. I cambiamenti nella vita digitale sono guidati dall'uomo e cambiano la vita reale. Come affermava McLuhan, siamo noi a dare forma ai nostri strumenti e successivamente sono i nostri stessi strumenti a plasmare noi. E poiché la prevenzione è apparentemente migliore della penitenza, dovremmo porre la nostra attenzione oltre i rischi tecnologici tradizionali e essere proattivi e sviluppare un impegno più profondo, con le qualità e l'impatto più critici della tecnologia, sfruttando e utilizzando appieno il loro potenziale per migliorare la qualità della vita e proteggendoci dai loro rischi. Comprendere gli impatti della tecnologia eclissa la semplice previsione della traiettoria della tecnologia stessa. In altre parole, per comprendere l'impatto della tecnologia si deve prevedere il futuro di ciò che apprezziamo. Perché le tecnologie sono modellate dai valori e allo stesso tempo le tecnologie cristallizzano tali valori. Una cosa diventa sempre più chiara. Se ci accontentiamo della mera difesa e della gestione del rischio, queste tecnologie saranno utilizzate per raggiungere obiettivi che potrebbero non piacerci affatto. Dobbiamo tenere a mente questo principio fondamentale. I sistemi di IA devono essere progettati e gestiti in modo da garantire l'uguaglianza e proteggere la dignità umana. Inoltre, le società democratiche non devono frammentare e danneggiare il demos, questo collettivo di cittadini che aspirano al bene della propria comunità, che è il fondamento dei nostri sistemi democratici
È semplice, senza demos non c'è democrazia. Quindi la questione non è se, ma come noi, attori dell'ingegneria e delle scienze naturali, possiamo assumerci la nostra parte di responsabilità e lavorare con tutte le parti in causa, altri scienziati, politici, società civile, artisti, sindacati dei lavoratori, per risolvere in maniera olistica quelle grandi sfide che l'umanità e i nostri sistemi democratici stanno affrontando. Diverse associazioni professionali, scientifiche, hanno già iniziato ad affrontare aspetti che vanno oltre la loro professione, come ad esempio gli aspetti etici delle tecnologie. A tal fine ci tengo a presentare il lavoro svolto dall'IEEE in questo ambito. Prima però, permettetemi di parlare brevemente degli standard e del loro impatto. Concedetemi una piccola narrazione. Immaginate, se volete, un ordinario sabato mattina. Vi svegliate, preparate una tazza di caffè aromatico, dando il comando sul vostro telefono utilizzando il Wi-Fi, che è il nostro standard. Mentre lo sorseggiate, vi viene voglia di ascoltare alcune delle vostre canzoni preferite, così accendete il vostro altoparlante Bluetooth. All'improvviso vi rendete conto che avevate fissato un appuntamento con un amico, quindi uscite di corsa dalla porta, non preoccupatevi, il sistema di sicurezza della casa ha rilevato la vostra partenza e ha attivato l'allarme. Vi spostate frettolosamente sul sedile del vostro veicolo elettrico, ma nonostante la fretta arrivate a destinazione sani e salvi grazie all'infrastruttura intelligente del vostro veicolo. Tutte le azioni appena descritte sono avvenute grazie agli standard tecnologici. In particolare, gli standard globali di IEEE supportano i 3 pilastri riconosciuti della sostenibilità: economico, ambientale e sociale. Il valore di questi standard non può essere sopravvalutato. Gli standard rendono disponibili le specifiche delle innovazioni al grande pubblico, generando nuove idee e prodotti, creano ecosistemi che promuovono le economie di scala e favoriscono una sana concorrenza nei mercati aperti, mentre sono essenziali per creare una leadership in aree sociotecniche come la sostenibilità ambientale e la progettazione basata su valori etici. In poche parole, come il carburante accelera il movimento di un motore, così gli standard accelerano il cambiamento, promuovendo l'innovazione e incentivando lo sviluppo delle economie e facendo progredire la tecnologia a beneficio dell'umanità. Nel 2015 IEEE ha avviato la Global Initiative on Ethical Aspects of AI Systems, che conta ormai migliaia di membri in tutto il mondo. La creatività collettiva di questa comunità ha prodotto un'opera di successo nel campo dell'etica dell'IA, un libro intitolato Ethically Aligned Design, e i titoli dei capitoli, ad esempio dai principi alla pratica del libro stesso, sono diventati le espressioni più comunemente usate nel discorso pubblico. Parallelamente alla produzione dell'Ethically Aligned Design, in un processo iterativo e aperto a livello globale, le comunità dell'iniziativa globale hanno avviato una serie di progetti di standardizzazione e schemi di certificazione, sensibilizzando al contempo l'opinione pubblica con campagne e attività educative su misura. Dopo anni di lavoro persistente e collettivo, dal basso verso l'alto e guidato da un consenso aperto e a livello globale, diversi progetti di punta critici stanno per essere completati. Vi invito tutti a dare un'occhiata, ad analizzare ed esaminare i loro risultati, che sono accessibili al pubblico come la maggior parte del nostro lavoro. Lo standard fondamentale per
attuazione del spirito della progettazione eticamente allineata e della mentalità Principles into Practice e IEEE 7000 in centro. Il modello di processo per la gestione delle problematiche etiche durante la progettazione dei sistemi. Questo standard risponde all'esigenza di una metodologia standardizzata per dare priorità a una progettazione centrata sull'uomo e sensibile ai valori all'inizio di tutti i processi di ingegneria, che si allinei e si traduca nelle pratiche di progettazione dei sistemi esistenti. È difficile sopravvalutare l'importanza di questo impegno, poiché si tratta di un cambiamento di paradigma, più grande dell'introduzione dell'ingegneria a cascata o agile. Non sorprende che ci siano voluti 5 anni per creare un consenso sulle sottili questioni affrontate da questo standard, pur allineandosi a metodologie come cascata e agile, crea un primo livello chiave per considerare le questioni soziotecniche o etiche che stanno diventando comuni per i sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti. In breve, questo standard ha il potenziale per diventare la nuova normalità dell'ingegneria, dei sistemi per qualsiasi organizzazione che voglia dimostrare trasparenza e responsabilità nell'era degli algoritmi, beneficiando al contempo di approcci all'innovazione che onorano esplicitamente i valori degli utenti finali. La comunità europea, l'ISO, governi nazionali, comuni europei e molte altre istituzioni e organizzazioni mostrano grande interesse nell'adottare e utilizzare questo standard. Oggi siamo circondati da sistemi dispositivi, prodotti e servizi smart che promettono tutti una cosa: semplificarci la vita. E sinceramente chi potrebbe opporsi a questo? Case intelligenti, robot da compagnia e veicoli autonomi sono solo alcuni dei promettenti servizi che vengono gradualmente integrati in ogni aspetto della nostra vita. Come possiamo sapere a cosa stiamo rinunziando per la comodità promessa? Qual è il prezzo effettivo per vivere in modo smart? Possiamo fidarci di queste innovazioni scintillanti e dobbiamo, come i troiani, guardarci da questi doni? Quello che è successo al progetto Sidewalk Toronto è un avvertimento per ogni evangelista della tecnologia acritico. Non è necessario rinunziare ai comfort promessi della tecnologia in rapida evoluzione. Tuttavia, come cittadini e consumatori abbiamo un disperato bisogno di un modo per discernere facilmente e intuitivamente se questi servizi e prodotti sono affidabili o meno. Passando rapidamente dai principi alla pratica, 3 anni fa IEEE ha lanciato una iniziativa nota come Ethics Certification Program, che ha portato alla creazione di questo sistema che consiste in 4 serie dettagliate di specifiche per valutare la qualità dei sistemi decisionali algoritmici per quanto riguarda la trasparenza, la responsabilità, la riduzione dei pregiudizi algoritmici e il rispetto della privacy, rendendosi conto della necessità di accelerare l'adozione diffusa di una progettazione eticamente allineata e incentrata sull'uomo per i sistemi di IA. IEEE ha lanciato 3 anni fa, insieme ad altre organizzazioni di standardizzazione, la Open Community for Ethics in Autonomous and Intelligent Systems, OCEANIS. Fornisse un forum globale di alto livello per la discussione, il dibattito e la collaborazione per le organizzazioni interessate a migliorare la comprensione del ruolo degli standard nel facilitare l'innovazione e nell'affrontare problemi che vanno oltre le soluzioni tecniche per affrontare l'etica e i valori. Ha affrontato la necessità di coordinamento e collaborazione in relazione alle sfide
senza precedenti affrontate da coloro che lavorano negli standard ICT e negli spazi correlati, sfide alimentate dal rapido tasso di sviluppo tecnologico e la convergenza attraverso la digitalizzazione. Sebbene la comunità aperta non agisca come un organismo di sviluppo di standard, i suoi membri si dedicano alla risoluzione pratica di problemi soziotecnici per garantire che i sistemi di IA diano priorità alla progettazione incentrata sull'uomo e sui valori attraverso la standardizzazione. Potrebbe aderire anche Confindustria. Come si fa a misurare concretamente l'impatto sociale di un sistema di IA? L'IEEE ha elaborato una risposta a questa domanda con un standard contribuendo a definire criteri di successo che vanno oltre ristretti metriche finanziarie o di crescita. Ogni organizzazione che sviluppa o utilizza sistemi di intelligenza artificiale dovrebbe disporre di una strategia di governance che includa la gestione complessiva e l'integrazione di politiche e procedure, comprese considerazioni etiche. Questo progetto ha attirato decine di esperti da tutto il mondo e sono già stati compiuti progressi significativi. Se continua a questo ritmo, il progetto dovrebbe essere completato in un tempo record questo anno. Qualche anno fa, David Clark, uno dei 3 padri più in vista di Internet, ha riconosciuto pubblicamente che potremmo essere al punto in cui l'utilità dell'Internet si blocca e forse si riduce. Secondo Clark, i problemi riguardano l'architettura, compresi i protocolli stessi, e non ci sono rimedi evidenti. Con l'attuale architettura di Internet sarà praticamente impossibile trovare soluzioni adeguate all'esplosione dei problemi di sicurezza e alle altrettanto gravi conseguenze derivanti dalla perdita di potere sulle nostre identità digitali. Dobbiamo allora iniziare a reimmaginare e reingegnerizzare Internet, immaginare le possibilità. Questo è esattamente l'obiettivo di un altro progetto di standard. Si tratta di un protocollo di transazione iperspaziale che consente connessioni interoperabili e semanticamente compatibili tra hardware connesso, ad esempio droni autonomi, sensori, dispositivi intelligenti, robot, e software, ad esempio servizi, piattaforme, applicazioni, sistemi di intelligenza artificiale. Perciò, oltre a una migliore governance dei dati, l'emergere di un nuovo protocollo e di un'architettura tridimensionale crea l'opportunità di approcci che per concezione proteggono le nostre identità digitali, collettive e individuali e la nostra agenzia. Rispettano i diritti dei bambini e consentono un'innovazione più responsabile e incentrata sull'uomo. Il progetto dovrebbe essere completato alla fine di quest'anno e mentre i membri del gruppo stanno lavorando alla standard di base, si prevede già la necessità di una famiglia di standard per affrontare applicazioni e considerazioni orientate alla tecnologia e specifiche del settore, ad esempio droni, sensori, 5G, governo, catena di fornitura, smart city e le relative implicazioni etiche. Dopo avermi ascoltato per un po' di tempo, sono sicuro che la maggior parte di voi si sta chiedendo la stessa cosa. Chi sarà interessato a utilizzare tutti questi standard e raccomandazioni, visto che il loro uso non è obbligatorio per legge? Ebbene, lasciate che ve lo dica. Esiste una forte domanda e un forte interesse anche all'interno delle comunità imprenditoriali per una guida di questo tipo. Creato da rappresentanti di aziende come IBM, Google, Microsoft, Salesforce e Call to Action for Business Using AI,
È stato pubblicato 2 anni fa come guida fondamentale per le aziende attuare principi come quelli delineati nel Pratica in Ethical Align Design IEEE 7000. Ciò che viene offerto tuttavia è il documento Call to Action, che contiene una panoramica diretta del valore e della necessità dell'utilizzo dell'etica dell'IA per le aziende. Include anche raccomandazioni per creare una cultura sostenibile dell'etica dell'IA, le competenze necessarie per farlo e come assumere personale per tale sforzo. È un quadro di riferimento per la preparazione all'etica dell'IA, per aiutare i lettori a determinare quanto siano preparati a introdurre e sviluppare l'etica dell'IA nelle loro attività. IEEE ha lanciato la campagna Planet Positive 2030 che sostiene che gli ecosistemi e il benessere umano devono essere messi al primo posto nell'uso di soluzioni basate sulla tecnologia. La campagna promuove lo Strong Sustainability by Design, prestando attenzione ai temi del cambiamento climatico e della sostenibilità e procede offrendo raccomandazioni pratiche. Dobbiamo creare capacità di sfruttare l'intelligenza globale per offrire soluzioni locali e sostenibili, almeno per quanto riguarda i problemi tecnici di fondo. Questa potrebbe essere la prima incarnazione di una visione per un accordo multilaterale sull'accesso aperto alla scienza e alla tecnologia di base. Una sorta di Global Commons della conoscenza tecnica e scientifica. Quanti di voi conoscono la parola panopticon? Michel Foucault, un filosofo francese, ha esposto l'idea del panopticon. Immaginate un edificio a forma di un anello. Al centro viene eretta una torre, la superficie della torre è coperta da ampie e lunghe finestre che guardano verso l'esterno dell'anello. L'anello che si estende intorno alla torre è attraversato da celle per tutta la sua larghezza, una cella dopo l'altra. Queste celle hanno 2 finestre, una che guarda direttamente alla finestra corrispondente della torre e l'altra all'esterno, per permettere alla luce di entrare nella cella, come così. Ora posizionate un guardiano nella torre. Per effetto della retroilluminazione, dalla torre si possono osservare proprio in controluce i detenuti che vivono e respirano all'interno di ogni cella. Il guardiano è sempre vigile, osserva sempre, vede sempre, ma non si fa mai vedere. Non importa, i detenuti non hanno modo di sapere se sono o meno sotto sorveglianza perché sono accecati dalla luce. Un incubo distopico, vero? Eppure mi sembra un'immagine molto vicina a noi. Questo è il mondo in cui i nostri figli vengono cresciuti in questo momento. L'esposizione dei bambini al ciberspazio apre un ampio spettro di opportunità e rischi. Dall'istruzione alla gamification dello spazio ricreativo, passando per i giocattoli connessi o i servizi di social networking, c'è una crescente fusione di sfere online e offline. Questo crea possibilità di migliorare l'inclusione e l'opportunità di apprendimento e di ampliare gli orizzonti intellettuali dei bambini, ma pone anche seri rischi relativi alla privacy, alla sicurezza, alla protezione e in ultima analisi al benessere mentale e fisico dei bambini. Naturalmente non si tratta solo dei nostri bambini, anche noi, adulti, stiamo rapidamente perdendo il potere di scegliere se rivelare o nascondere aspetti della nostra personalità e della nostra vita personale. Siamo costretti a scegliere il nostro personaggio e a modellarlo in base alle nostre interazioni e circostanze. Sebbene si possa dire che è una nostra scelta e che otteniamo ciò che ci meritiamo, le cose non stanno così per i nostri figli, che non hanno avuto nemmeno una scelta teorica.
stanno nascendo in questo nuovo regime di potere, in queste celle di osservazione di Foucault, e cresceranno senza sapere che questo non è normale, non era inevitabile. Siamo stati noi a far loro questo presente. Lo percepiranno come un fatto, una verità innegabile come la gravità o la rotazione dei pianeti. Avranno immense difficoltà a capire che si tratta di un artefatto che noi, i loro genitori, abbiamo lasciato che accadesse nell'arco di una generazione. Per dirla in modo molto chiaro, i nostri figli sono privati dei loro diritti più fondamentali e codificati, avendo ogni sorta di dati su di loro raccolti fin dal giorno della loro nascita e venendo trattati come adulti consenzienti nel cyberspazio. Come possono avere una possibilità di lottare per la dignità e l'autodeterminazione politica in un mondo in cui i loro desideri e le loro intenzioni non solo sono trasparenti fin dal momento della nascita, ma anche costantemente manipolati e cooptati? Dove ogni singolo fallimento sarà documentato e rinfacciato per il resto della loro vita. Questa mostruosa iperrealizzazione del panopticon di Foucault porterà inevitabilmente a una sottomissione mentale e politica e quindi a un medioevo prolungato in cui i nuovi benevoli padroni del cloud detteranno quanta dignità, privacy e ricchezza meritano gli altri in funzione della volontà di servire la nuova egemonia del potere. Il panorama attuale è in gran parte non gestito e non regolamentato. È really Wild West, anche se stanno emergendo alcuni principi di alto livello. A questi ultimi manca la specificità tecnica data dalla standardizzazione o dalla certificazione che aiuterebbe a governare e a promuovere pratiche migliori per l'uso e l'implementazione di tecnologie e sistemi innovativi emergenti in questo spazio. Da settembre c'è adesso un nuovo standard di IEEE per il quadro dei servizi digitali adeguati all'età dei minori. Questo è il primo di una famiglia di standard basati sui principi della Fondazione del 5 Diritto e stabilisce una serie di processi per lo sviluppo di servizi digitali adeguati all'età, per situazioni in cui gli utenti sono minori. Il quadro di riferimento è incentrato sulle seguenti aree chiave. Riconoscimento che l'utente è un minore sotto 18 anni. Ha considerato la capacità e sostiene i diritti dei minori. Offre termini appropriati per i minori. Presenta le informazioni in modo adeguato all'età e offre un livello di convalida per le decisioni per lo disegno di servizi offerti. Lo standard è complementare all'Age Appropriate Design Code del Regno Unito, una normativa innovativa e quasi rivoluzionaria che è entrata in vigore il 1 settembre dell'anno passato. Lo standard fornisce un sistema di classificazione dell'impatto e criteri di valutazione specifici e stabilisce come i fornitori, le istituzioni pubbliche e il settore dell'istruzione possano soddisfare i criteri. Guida il modo in cui le condizioni pubblicate per gli utenti, nonché la progettazione e la fornitura dei sistemi, si rivolgono ai minori e riconoscono e rispondono alle loro esigenze. Il suo scopo è quello di fornire una serie di processi per i servizi digitali quando gli utenti finali sono minori e così facendo aiuta a personalizzare i servizi forniti in modo che siano adatti all'età. Ciò è essenziale per la creazione di un ambiente digitale che supporti la progettazione e la fornitura di sicurezza, privacy, autonomia, agenzia e salute dei minori, fornendo in particolare una serie di linee guida e best practice e offrendo così un livello di convalida per le decisioni di progettazione dei servizi.
Lo standard è stato approvato e c'è molto interesse per la sua adozione da parte dei legislatori e regolatori nazionali, regionali e internazionali, compresa l'Unione Europea. A questo punto sono davvero lieto di condividere con tutti voi una notizia sensazionale. Il successo delle iniziative legislative e normative nel Regno Unito in questione sta già creando un cambiamento di paradigma per i tempi che furono. Solo poche settimane fa lo Stato di California ha firmato la legge California Age Appropriate Design Code, stesso titolo, che è la prima legge americana sui diritti dei minori incentrata su considerazioni relative alla privacy in base alla progettazione. È praticamente una copia del codice del Regno Unito, il che lo rende probabilmente la migliore esportazione britannica di sempre, dopo la serie e il gioco del calcio. Noi, IEEE, abbiamo accompagnato e sostenuto gli sforzi dei regolatori e dei legislatori. Era invisibile, ma era molto, molto efficace. Attraverso la nostra esperienza neutrale, come forza di contrasto agli eserciti ben pagati di lobbisti tecnologici che intimidivano i legislatori e regolatori, insistendo sul fatto che non avevano idea di cosa stessero parlando e che questi meccanismi di governance avrebbero distrutto l'Internet. È significativo che sia nel Regno Unito che in California la legge e i codici siano stati approvati all'unanimità. Presentatemi un'altra legge contemporanea che sia stata approvata così nei nostri sistemi democratici. E i lobbyisti tecnici hanno detto che è impossibile. C'è veramente un grande discordo. Allora, la prossima fase di questa guerra decisiva, perché è una guerra, consisterà nell'espandere questo paradigma in altri stati delle USA e nei paesi dell'Unione Europea. Spero di poter contare sul vostro sostegno in questo senso. Se la mia analisi vi ha lasciato un senso di urgenza, era proprio questa la mia intenzione. Abbiamo bisogno di un'azione concertata da parte dei collettivi globali e locali della comunità tecnoscientifiche. Alcune controforze possono far deragliare nostri sforzi incipienti e diventare barriere artificiali. Il divario ecologico relativo all'ambiente naturale, sé e la natura, il divario sociale relativo ai divari socio-economici polarizzando le nostre comunità locali, nazionali e globali, sé e gli altri, e i divari spirituali valoriali. Ma se falliamo non ci saranno vincitori. Il mio obiettivo oggi non era solo quello di spronarvi all'azione, ma anche di darvi la certezza che tale azione non solo è possibile, non solo è attivamente in corso, ma è anche attesa da tempo. Non si tratta di fantasie, chimere o voli pindarici. Abbiamo nel nostro arsenale le armi necessarie per combattere contro gli incubi dell'avanzamento tecnologico senza alcun riguardo per la qualità della vita, persino senza alcun riguardo per la vita in sé. Non dobbiamo andare avanti con trepidazione, ma con la determinazione di essere all'altezza delle grandi sfide e delle grandi opportunità che ci attendono, a condizione di assumerci la nostra responsabilità morale. Dopotutto, chi la dura la vince. Vi invito a contattarmi se avete bisogno di informazioni sui nostri progetti in corso e come potete impegnarvi e contribuire personalmente. Grazie per la vostra pazienza e attenzione per questo lungo discorso. Grazie.